Nuove regole per l'asparago di Cimadolmo IGP. Nei giorni scorsi produttori, rappresentanti del Consorzio di tutela, della Regione e del Ministero dell'Agricoltura si sono incontrati nel piccolo comune trevigiano per condividere alcune modifiche al disciplinare del primo asparago europeo ad ottenere il marchio di indicazione geografica nel 2001. Uno step importante finalizzato ad aggiornare e regolarizzare la tipologia di varietà in produzione mantenendo intatti gusto, tradizione e qualità del pregiato ortaggio bianco di Marca. Ci siamo dati delle nuove regole perché il vecchio disciplinare ormai ne aveva bisogno. Aveva 10 anni, era stanco e dovevamo dargli una bella rigiovadita. Con l'inserimento delle nuove cultivar riusciremo sicuramente a dare ai consumatori ancora un prodotto ancora migliore, più buono, meno fibroso e con delle caratteristiche organolettiche migliori. Da un prodotto di nicchia che era all'inizio è diventato un prodotto, possiamo dire, quasi internazionale. È una cultura che ha avuto dal passato a oggi uno sviluppo enorme e che ha dato un input nuovo anche al comune di Cimadolmo. Per noi è importante avvicinarsi all'eccellenza perché l'asparago viene prodotto ovunque, oggigiorno, dalla Spagna al Portogallo alla Turchia e quant'altro, ma il nostro si deve distinguere, differenziare. È stato il primo IGP nel 2001 a essere introdotto in Europa e deve essere il capostipite e continuare in questo senso. Il valore aggiunto di questo prodotto lo si ottiene solo non vendendolo qui in questi luoghi, ma andando all'estero e facendolo conoscere. Ci vuole tempo, il Prosecco è partito con poche cose, adesso oggi abbiamo già un marchio, il Prosecco, che gira nel mondo. L'asparago bianco abbiamo cominciato a portarlo in Germania, abbiamo cominciato a portarlo in Svizzera, adesso un po' alla volta vediamo di portarlo anche in altri paesi. APOVF è sempre vicino al consorzio dell'asparago bianco IGP. Il prossimo sforzo sarà quello che APOVF assieme ai produttori, assieme al consorzio, fare il riconoscimento nazionale del consorzio asparago bianco di Cimadolmo IGP.